argomento e stasera alle 21 attraverso il sito di Sardinia in Second Life si potrà accedere ad una conferenza stampa virtuale. Si tratta di una novità assoluta per l'isola e sarà presentato un libro di Francesco Sedda. Vediamo. Si terrà stasera alle 21 in rete la conferenza di presentazione del libro di Francesco Sedda, La vera storia della bandiera dei sardi. Una conferenza stampa dunque in un luogo virtuale, il mondo di Sardinia in Second Life, il più celebre mondo tridimensionale online. Si tratta di una novità assoluta, mai uno scrittore sardo aveva presentato in questo modo un suo libro. Chiunque potrà connettersi e una volta completata l'iscrizione partecipare alla conferenza con domande via chat o in viva voce attraverso un microfono e delle cuffie. Sardinia in Second Life nasce dall'idea di due fratelli, Mario e Marco Pireddu. Marco Pireddu, come fare a partecipare a questa conferenza stampa online? Sì, allora innanzitutto bisogna collegarsi al sito www.secondlife.com e dopodiché iniziare la procedura di registrazione e crearci, diciamo, una seconda vita virtuale, un cosiddetto avatar. Dopodiché appunto si entrerà in questo mondo diciamo così universale che è quello di Second Life e lì bisognerà digitare le parole Sardigna, Sardinia o Sardegna per arrivare fino alla nostra isola virtuale. Dopodiché appunto lì si potrà assistere per la prima volta in Sardegna alla presentazione di un libro via web. Un mondo virtuale che ha delle potenzialità enormi. Sì, certo, ecco, infatti noi vorremmo offrire la possibilità sia agli enti che alle aziende di avere una presenza da noi, perché in pratica è un mondo in cui sono collegate 10 milioni di persone da ogni parte del pianeta, quindi sicuramente un nuovo modo di proporsi, di promuovere se stessi, un nuovo modo di fare pubblicità e di far conoscere la Sardegna, le proprie tradizioni, le proprie imprese, i propri marchi.